Un 36enne di Reggio Calabria, insegnante a tempo determinato in una scuola superiore di Lonigo, è indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato e false attestazioni e certificazioni. L'uomo non si sarebbe mai presentato a Lonigo, nemmeno per un giorno, per tutto lo scorso anno scolastico, giustificando le continue assenze con una serie di certificati medici che attestavano una sua patologia grave, che richiedeva una specifica terapia salvavita, ma continuando a percepire lo stipendio. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che il certificato madre, quello che diagnosticava la presunta grave malattia, solo apparentemente era stato rilasciato da un ospedale reggino, invece era falso. Il tutto all'insaputa del medico di base, del professore. Il furbetto avrebbe truffato la scuola di Lonigo e quindi il Ministero dell'Istruzione, incassando indebitamente lo stipendio per 9 mesi. La Procura ha così emesso nei suoi confronti anche un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, nella forma per equivalente, cioè per un importo pari ai 9 stipendi guadagnati in modo forse disonesto.